problema del Covid, oggi in Veneto è uno solo, che dobbiamo liberare letti di ospedale per malati che altrimenti avrebbero messo a repentaglio la loro vita se non li curiamo. Crescono i contagi ed aumenta soprattutto il numero dei ricoveri in area non critica. L'intera regione sta entrando nella terza fascia ed oggi il governatore ha chiesto alle ULSS di depositare il piano dei Covid Center. Aprire i Covid Center vuol dire chiudere 10 ospedali su 68 in Veneto. Vi ricordo che in Veneto noi eroghiamo mediamente 80 milioni di prestazioni all'anno. Vuol dire che mediamente ogni mese perso in prestazioni sono 7 milioni di prestazioni. Quindi oggi veramente vi dico, adesso iniziamo a entrare nel vivo della battaglia che ci motiva ancora di più. Però è fondamentale chiedere la collaborazione dei cittadini. Niente panico, continua Zaia, ma anche un forte appello ai veneti a collaborare seguendo le regole. Questa è una sfida che dobbiamo fare assieme. Cioè non è che funziona che noi ci occupiamo degli ospedali e il cittadino va via con la mascherina così. Così potete lasciarla a casa la mascherina, non serve a niente, a niente. Anzi, se ci state anche a casa è anche meglio. Poi l'appello ad evitare l'assalto ai pronto soccorso in autonomia, cosa che si sta verificando in questi ultimi giorni ancor più che a marzo. Cioè vuol dire che abbiamo pazienti che magari ossigenano male, che magari gli manca un po' il fiato, eccetera, che arrivano in autonomia. Vanno al collasso di pronto soccorso. Uno che mi ascolta dice: ma allora cosa dobbiamo fare? Cercate di fare in modo di essere collaborativi, a nessuno verrà negate le cure, non ci sarà nessuno che avrà le cure negate, però chiamate il vostro medico. In questo senso, continua Zaia, è fondamentale l'accordo siglato a livello nazionale per la somministrazione dei tamponi da parte dei medici di base, un accordo firmato dalla FIMG che conta in Veneto 2.000 medici di famiglia su 3.150, ai quali la regione si impegna a dare in 48 ore tamponi e dispositivi. Nel frattempo, spiega l'assessore alla sanità Lanzarin, per fronteggiare la carenza di personale negli ospedali è già stata autorizzata l'assunzione di 3.448 figure professionali, tra medici, infermieri e DOS, 2.200, 250 delle quali medici delle USCA, sono già state assunte. Infine, sollecitato dai cronisti, l'ennesimo accenno di Zaia alla polemica con il professor Crisanti sulla paternità del piano tamponi a Vo. No, non intervengo su ste robe, cioè non intervengo, è una vicenda dolorosa.